Allora, siamo qua con l'amico Jonathan Montanarello, che Ciao, è appunto un esponente di spicco del Partito Democratico Chioggia, consigliere comunale, vicepresidente del Consiglio e anche dipendente CTV, giusto? Sì, anche dipendente CTV. E quindi anche sulla scorta di tutte queste, queste attenzioni, diciamole così, Jonathan sta per portare il protocollo, un ordine del giorno relativamente già portato. Per quanto riguarda appunto i nuovi sviluppi che ci sono con l'avvicendamento della linea 80 che da giugno inizierà con la nuova società che ha vinto l'appalto ancora diciamo da suo tempo. Cosa ti proponi con questo ordine del giorno? Sì, intanto buonasera Andrea, grazie di questa intervista, come sempre gentilissimo. E sostanzialmente la linea 80 non è per noi solo una linea di trasporto, ma è per noi credo l'unico collegamento cadenzato e certo verso nord. Non abbiamo ferrovie, abbiamo una Romea difficile e sostanzialmente 3/4 del pendolarismo della nostra città che migra per lavoro lo fa in direzione Venezia, quindi proprio con la linea oggi conosciuta come linea 80 CTV, quindi studenti, dipendenti, lavoratori stessi. E io mi permetterei anche di dire che è una linea che ha una importanza sociale all'interno del nostro territorio, essendo l'unico collegamento, ripeto, certo verso nord. Tra l'altro in un territorio metropolitano, visto che si parla tanto di città metropolitana, dove Chioggia all'interno di questo territorio metropolitano rappresenta il primo comune della città metropolitana, se non che il sesto, settimo del Veneto. Quindi credo che al netto di quelle che possono essere ideologie politiche o piuttosto della funzione sociale della linea, non possiamo esimerci dal fatto che è una linea molto importante per la nostra città. In questi anni, da quando è venuto fuori che per dei motivi legati a degli adempimenti di legge, c'era anche una tua intervista che gli è andato a fare all'assessore provinciale all'epoca, Grandolfo, è venuto fuori che questo segmento di trasporto era stato messo in gara e sono state fatte tante battaglie per evitare questo. Ricordo anche le battaglie unanimi della politica, dei lavoratori, hanno tentato di bloccare valli, però ora siamo giunti al momento del passaggio. Finora sia con la vecchia amministrazione che con questa ci sono sempre venuti a dire in commissione che per la città non sarebbe cambiato nulla, ci sarebbe stato l'orario invariato, miglioramento dei servizi? Addirittura un miglioramento, ci sarebbe stato l'orario invariato, le tariffe invariate, i percorsi invariati, garanzie per i lavoratori che restavano. È un po', pur dispiacendoci che questa linea veniva privatizzata, è un po' la legge che fa il suo corso, nessuno vuole mettersi di mezzo. Però fin fondo non si era mai andati ad approfondire il tutto, perché sai meglio di me che quando c'è una gara aperta non possono dirti più di tanto perché delle more di legge da rispettare. Finalmente si conclude l'iter, l'altro giorno notizie ci dicono che il nuovo appaltante ha firmato e cominciamo a vedere già che ci sono dei cambiamenti. Allora, per carità, io non voglio dire che i cambiamenti saranno in negativo, che il servizio non migliorerà come ci hanno promesso e quant'altro, però trovo alquanto singolare che ci si lavori per dei cambiamenti e non ci si venga a informare subito la cittadinanza in modo da farlo organizzare, da farli metabolizzare quello che dovrà accadere. Io ho preparato una richiesta di commissione dove chiedo che vengano i dirigenti della città metropolitana, i signori della nuova azienda, a spiegarci quale sarà il servizio. Credo che sia del tutto legittimo, visto che è l'unico, come dicevamo prima, servizio certo per andare a Venezia della nostra città. Quindi che ci vengano a spiegare quale sarà il servizio, senza pregiudizi. Magari ci diranno che il servizio sarà migliore, li diremo bravi, però c'è la necessità che in un comune importante come Chioggia, dove ci si va a Mestre non solo per lavoro, ma anche per andare all'ospedale, per andare in tribunale, ora che non lo abbiamo più qui e per una serie di motivi, ci vengono a dire quale sarà il nuovo servizio. Dopo, visto che le voci sono tante, perché sembra che il capolinea sarà cambiato piuttosto che altro, ho portato un ordine del giorno insieme alla mia collega Barbara in Consiglio Comunale, dove chiedo che qualora l'amministrazione dovesse essere chiamata a dare delle autorizzazioni o dei permessi, può essere che non accada, però secondo me se vogliono fare sul nostro territorio qualcosa devono venire a chiedere i permessi, cioè siamo ancora sovrani del territorio, finché non ci portano via anche quello, che non gli sia concesso niente finché non ci vengano a spiegare quale sarà il nuovo servizio. Perché questo? Ripeto, non è per nulla una questione pregiudiziale.
semplicemente perché l'amministrazione, se si dovrà trovare a fare delle scelte, potrà farlo con serenità, perché saprà quale sarà il servizio nella sua totalità e le scelte che farà come andranno a impattare nella vita quotidiana dei propri cittadini. Perché non vorrei che, se si va avanti con delle richieste che arrivano spot per aiutare ai nuovi gestori, cosa giusta visto che è gente che ha investito e quant'altro, ci si danno delle autorizzazioni spot, qualora dovessimo essere coinvolti. Io credo proprio di sì, però non voglio spingermi oltre. Va bene, allora questo ordine del giorno praticamente chiede all'amministrazione appunto che con diciamo, cautela, prima di concedere diciamo, gli spazi eccetera eccetera, possa avere diciamo, la possibilità di sapere cosa si fa esattamente. E che lo vengano a spiegare anche alla cittadinanza. Vorrei concludere dicendoti che sicuramente andrà tutto bene, per carità, non voglio dire parole in più, però io credo che questo servizio va ben protetto e ben tutelato, perché se qualcuno crede di aver preso questo servizio e metterla solamente sotto la legittima ottica imprenditoriale del profitto, magari dando ricadute negative sul territorio, credo che sbaglia di grosso, perché Chioggia sarà pronta a fare le barricate, a fare tutte le battaglie del caso. Noi non vogliamo che il nostro servizio subisca peggioramenti, punto. Ci sono dei miglioramenti, siamo qui per collaborare, però se ci saranno dei peggioramenti credo che questa sarà la volta buona, dove vedranno davvero cosa vuol dire quando una città fa le barricate, e noi gliele risparmieremo, anche perché anche la maggioranza politica di questa città credo non abbia alcun interesse ad andare nel verso contrario, proprio in virtù di quello che dicevamo prima. Ecco. Ok, grazie mille.